Caldogno, grave incidente poco dopo mezzogiorno lungo la strada provinciale 349 tra un'auto e una ciclista. Ad avere peggio la conducente del due ruote, una 57enne che a seguito dell'impatto con l'auto è caduta rovinosamente a terra sbattendo la testa sull'asfalto. La signora, ricoverata all'ospedale San Bortolo, ha riportato un trauma cranico ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri mentre la polizia locale ha provveduto alla viabilità. Furbette del Rolex, di nuovo in azione a Vicenza, vittima un 56enne. L'uomo, fermatosi con l'auto davanti ad un negozio in via Cavalieri di Vittorio Veneto, si è visto avvicinare da una donna che lo ha distratto porgendogli un biglietto da visita in cerca di lavoro. Subito dopo è arrivata una seconda ragazza che gli ha preso le mani fra le sue implorandolo di aiutarla. Peccato che solo dopo essere entrato in negozio l'uomo si è accorto che dal suo polso era sparito il prezioso orologio del valore di 2.600 euro. Montegalda, abbandonato in un campo agricolo in via Boschi a Colzè e poi dato alle fiamme. Il furgone Citroen nella notte sarebbe stato usato per trasportare il materiale rubato alla ditta Arctic Group SRL di Torri di Quartesolo. I malviventi, arrivati in via Boschi, vicino a una casa diroccata, hanno probabilmente caricato il materiale su un altro mezzo e poi dato fuoco al furgone per distruggere ogni traccia. Sul fatto indagano i carabinieri.